del gruppo ALDE, del mio gruppo politico. Lo scorso 5 marzo il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, ha firmato un decreto legge interpretativo, detto anche salvaliste. Quel decreto di fatto consente a campagna elettorale iniziata di cambiare le regole del gioco. E lo stesso Giorgio Napolitano dal suo sito, dal sito del Quirinale, dice che dalla bozza di decreto prospettatemi dal governo, in un teso incontro giovedì sera, il testo successivamente elaborato del Ministro dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha presentato, a mio avviso, evidenti vizi di incostituzionalità. La Costituzione italiana, all'articolo 87,5, prevede che il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emani i decreti aventi valori di legge e regolamenti. Non può assolutamente partecipare il Presidente della Repubblica alla stesura di procedimenti e di decreti legge. Lo stesso Presidente della Repubblica, il suo predecessore Ciampi, giudica questo come un aberrante episodio di torsione del nostro sistema democratico. È evidente che il Governo fa ciò che la Costituzione vieta. Quel decreto, Presidente, ha cambiato le regole del gioco a competizione elettorale già inoltrata. Permette a chi ha violato la legge di esibire riammesso alla competizione elettorale. Mi chiedo per quale motivo questo Parlamento è sempre pronto ad agire per dare contro paesi che violano le leggi, ma non si rende conto che c'è un paese nella sua che fa parte dei 27 paesi che viola le leggi.